scavo dell'ambiente Teta, immediatamente ad est, è stato particolarmente importante per le informazioni in merito a strutture castrensi antecedenti l'attuale, con il rinvenimento di alcuni tratti murari, da queste parzialmente sfruttati come fondazioni. Stiamo quindi cercando di dare forma alle strutture relative alla prima fase del castello, ancora di difficile cronologia. Nelle fasi finali di vita del mastio, l'ambiente ospitava una cucina, della quale è stato individuato il piano di cottura. Tale cucina, che si affaccia sul secondo dei cortili centrali, è servita da una delle cisterne e da un ambiente ipogeo per la conservazione delle derrate immediatamente all'esterno. Tale ambiente non può essere ricondotto ad un silos per la mancanza di intonaco omogeneo atto ad isolare i cereali. Si tratta piuttosto di una fossa con profilo a fiasca, dotata di un sistema di chiusura ligneo con palo di blocco infisso nella roccia, utilizzata presumibilmente per lo stoccaggio delle derrate di uso di cucina. Il deposito al suo interno ha restituito materiali di XVI, XVII e XVIII secolo, oltre a numerosi frammenti metallici relativi al sistema di chiusura dello stesso ambiente ipogeo. Infatti, gli incassi ancora visibili nella roccia consentono di prevedere, per questo ambiente, una chiusura lignea alloggiata nelle scanalature ricavate nel banco roccioso, cosicché il coperchio si trovava a livello del piano di calpestio del cortile. Una modesta porzione di intonaco, appena al di sotto dell'apertura, ha rilevato la presenza di un graffito raffigurante un'imbarcazione di vivido realismo, completa di tutte le sue parti. L'ambiente delta ha evidenziato anch'esso una serie di lacerti murari, anche antecedenti all'attuale costruzione castrense, e resti del cantiere, ma anche stratigrafie di particolare interesse. Un butto selezionato di vetri e frammenti di sughero, chiaramente pertinenti agli scarti della mensa signorile, ha restituito frammenti di bicchiere con lo stemma aragonese, probabilmente da ricondurre alla seconda metà del XVI secolo, quando il castello diventa una delle dimore del viceré. L'ultimo ambiente indagato è stato Epsilon, è quello maggiormente interessato dall'affioramento del banco di roccia, sagomato a costituire parte del piano pavimentale, poi completato da lastre irregolari di scisto. Da qui partiva la struttura lignea volta a sorreggere un pianerottolo, presumibilmente ligneo, pertinente alla scala di accesso ai piani superiori, le cui mensole sono ancora visibili nella parete est del castello. Una serie di stratigrafie di risulta documentano di lavori edili al castello nel corso del XVII secolo. Il rinvenimento più importante di quest'ambiente riguarda le prime fasi di vita del sito, testimoniate da una porzione di capanna nuragica riempite da un butto ricchissima di ceramica d'impasto, ossa animali lavorate a ricavarne aghi, resti di pasto e carbone. Lo scavo ha interessato anche gli ambienti per la conservazione delle derrate e il sistema di conservazione idrico, che prevedeva una cisterna a camera ed una a bottiglia, collegate fra di loro. In esse confluivano gli scoli dei tetti mediante una serie di discendenti fittili. I condotti di interconnessione sono stati pesantemente danneggiati da interventi clandestini. Le indagini in corso nel borgo sono ancora allo stato preliminare, ma alcune interessanti considerazioni possono già essere fatte. Le fotografie con pallone frenato consentono di cogliere l'articolazione di un abitato complesso, con ambienti modulari e pozzetti, che lasciano supporre un sistema di approvvigionamento delle acque piovane e di convogliamento di quelle meteoriche. Inoltre, tutte queste strutture sembrano convogliare verso quella che l'Angius interpretava come Sarugamanna, una supposta strada che entrava dalla porta di San Gavino. Il ritrovamento di maiolica arcaica di fine XIII secolo nelle stratigrafie di collo degli edifici, fra le pavimentazioni e il crollo del tetto, attestano la vitalità del borgo in questa fase, anteriormente quindi alla prima menzione del 1309, che rappresenta una delle prime attestazioni scritte del Castrum Monterealis, nella conferma di Giacomo II di Arborea. Non solo, già in questa fase il mastio prevedeva un borgo, il che farebbe intendere che la progettazione dell'apparato difensivo abbia compreso già nelle sue prime fasi un abitato stabile.
Una menzione particolare meritano dei frammenti di vetro decorato rinvenuti nel butto delle cucine del castello. Altri frammenti di bicchiere in vetro smaltato vanno infatti ad aggiungersi a quello già reso noto da Francesca Carrada in passato. Il primo è un bicchiere apodo con vetro di ottima qualità, decorato a smalto sia internamente che esternamente, che presenta una decorazione con uno scudo araldico con 3 pali rossi, ma dovevano essere 4, in campo oro. È ben identificabile con lo scudo palato, arma dei conti di Barcellona e poi dell'Aragona. Ricomponendolo, il bicchiere presenterebbe una serie di scudi araldici aragonesi intervallati da motivi vegetali e specchiature decorate con motivi zoomorfi ed un lacerto di cielo blu con stelle. Un secondo bicchiere, sempre di ottima qualità, apodo e a forma cilindrica, sembrerebbe prodotto con la tecnica della soffiatura libera. È decorato a smalto sia internamente che esternamente, presenta delle campiture di colore differente e alternate, sovradecorate da stelle e puntini a rilievo. Si tratta di bicchieri di produzione veneziana, in un arco di tempo che va dalla metà del XIII secolo fino all'ultimo quarto del XIV, noti dai documenti scritti ma piuttosto rari nei ritrovamenti archeologici, cosicché ad oggi in Europa ne sono noti meno di un centinaio di esemplari. Dovevano presentare un prodotto che oggi diremo di nicchia o di lusso, non alla portata di tutti i compratori, particolarmente quando questo era personalizzato con l'apposizione dello scudo araldico del compratore, come nel nostro caso. Tali bicchieri attestano della presenza a Monreale, nota dalle fonti, di esponenti della famiglia reale aragonese, gli unici che potevano utilizzare manufatti con lo stemma della corona. Grazie ai risultati delle prime indagini archeologiche è possibile formulare alcune prime ricostruzioni dell'orizzonte culturale nel quale il castello era inserito e che gli studi di Francesca Carrada hanno già in parte delineato con chiarezza. Le vicende di Monreale sono legate alla particolare posizione del castello, che ne determina il passaggio alla sfera di influenza aragonese, soprattutto a partire dal XV secolo, dopo la battaglia di San Luri del 1409, che segna il passaggio di questa porzione di territorio sardo sotto il dominio della Corona d'Aragona. Questo processo di integrazione di Monreale e del suo territorio nella sfera culturale aragonese era stato avviato con successo già antecedentemente e i risultati sono evidenti dall'analisi dei materiali di Monreale e del suo territorio già nel 300, con manufatti che attestano di una progressiva e reciproca integrazione tra cultura sarda ed elementi iberici. Tale integrazione può essere colta anche nello studio dei materiali ceramici che, seppure in una fase ancora preliminare, stanno dimostrando la presenza di numerosi oggetti di importazione, in particolar modo da siti costieri, che vengono in questa sede riassunti con la presentazione di un frammento di ciotola ispano-moresca e 2 boccali, il primo di produzione pisana ed il secondo savonese. Dalle ricerche in corso ci aspettiamo di delineare con chiarezza le varie fasi dell'insediamento, a partire da quelle più remote, di ricostruire l'articolazione del borgo, uno dei pochi casi in Sardegna, di comprendere le modalità insediative e di adattamento all'orografia del colle su cui sorge il mastio. Contiamo, in sostanza, di poter offrire strutture e manufatti che contribuiscano alla realizzazione di un vero parco archeologico. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Cocciantelli, ringraziamo anche la dottoressa Stasolla e la Francesca Carrada che ha avuto sempre a cuore, diciamo, gli scavi del Castello di Monreale. Una domanda che sorge spontanea dopo questi 2 interventi, come i sardaresi, ma anche chi viene a visitare Sardara potrebbe venire a contatto o usufruire di tutte queste risultanze e di questo lavoro di recupero del castello. In parte a questa domanda potrebbe rispondere Giuseppe Garau, presidente della cooperativa Villabas, che ci potrebbe prospettare quale futuro per il castello di Monreale. Prego Giuseppe.